Anche quest'anno la Lega Navale Italiana, sezione di Agrigento e Porto Empedocle, insieme al Corpo delle Capitanerie di Porto e della Guardia Costiera di Porto Empedocle, hanno voluto ricordare la giornata nazionale di sicurezza in mare presso la base nautica della Lega Navale nel porticciolo turistico di San Leone. Nell'imminenza del periodo estivo la giornata assume un ruolo determinante dal momento che le coste agrigentine saranno invase da bagnanti e diportisti. L'iniziativa serve anche a garantire il sicuro svolgimento della stagione balneare e una corretta fruizione delle spiagge e del mare in vista della stagione estiva appena iniziata. L'iniziativa per noi è una ricorrenza annuale, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, sempre sensibile a quello che riguarda la sicurezza in mare, la salvaguardia della vita degli uomini in mare, e organizziamo queste prove, queste tentativi di salvataggio in mare e mettiamo in opera tutto ciò che è previsto dalla legge di navigazione e le regole della marineria per recuperare eventuale persona che è caduta in mare, che potrebbe essere in qualunque condizione di salute. Tra la sicurezza in mare oggi c'è un dato che solitamente emerge, specialmente ora che inizia la stagione estiva, che è quello che spesso vediamo dei natanti vicinissimo ai bagnanti. Ecco, in questo caso ci vuole un'adeguata educazione. Ecco, voi come Lega Navale, anche in collaborazione con la Capitaneria, cosa fate? Noi quello che possiamo è solamente... Noi facciamo dei corsi, noi facciamo delle lezioni, noi facciamo delle giornate con i bambini, invitiamo le scolaresche, specialmente quelle delle scuole medie inferiori e superiori, proprio per promuovere questa cultura del mare e della sicurezza indubbiamente in mare. Sono delle iniziative che mettiamo in atto da tantissimi anni e che mettiamo in atto anche quest'anno. Una giornata importante oggi, che consigli dare a chi va in mare? Beh, indubbiamente quello di stare attenti ai bagnanti, non bisogna stare alla costa, stare attenti alle moto d'acqua, insomma tutto quello che è necessario per la sicurezza. Oggi è la giornata nazionale della sicurezza in mare, organizzata dalla Lega in collaborazione con le Capitanerie di Porto. Questa attività si svolge ogni anno all'inizio di stagione in tutta Italia. Questo diciamo è come attività. Quanto è importante? Spesso assistiamo che ci sono dei natanti che diciamo, si avvicinano troppo alle coste, quindi anche un lavoro di educazione che voi fate. Perché in effetti tantissime unità non hanno, cioè i comandanti di tantissime unità non hanno la patente nautica, perciò non conoscono le norme. E questo è un handicap, perché tantissime volte proprio gli incidenti succedono per questo motivo. Quindi facciamo una raccomandazione a chi magari ci vede, a chi va in mare, e la raccomandazione vostra della Lega Navale? Di stare attento ai bagnanti, non avvicinarsi alla costa, stare nei limiti imposti dalla Capitaneria e avere molta prudenza.